stupido. Sì, ah sì, sì. I tedeschi erano stupidi a vivere così. Stupidissimo. No, guarda, mi ricordo come adesso, Sì. là sì, all'inizio mia mamma, quella settembre, sono venuto tante volte, qua, non tante volte, a settembre insomma, aiutare a vendere mare. Mi ero ritrossita Ecco. e abitavo a Lenti Sanfrisci. Fa conto che la messa la mattina si andava a messa domenica perché la messa domenica era sacra, è inviolabile. Beh. Tenia messa la mattina di domenica, la prima messa era alle 6, d'inverno e notte, sì. Mamma mia. Sì. E tenia a piedi, Sì, col scuro. strada bianca, sì, bene o male, piena di sassi. Sì, beh. Mi penso che una domenica che sono andata a messa come mamma, di domenica, cos'è stato a un certo momento nella nostra casa come... Qua lì la servata, non so se tu sai dove è la servata. Sì, sì. La servata la passa qua, neanche avere la casa confinata la servata. Qual è la servata? Qua appena in tocco, neanche riesci a parte qua della servata qua. E questa casa che te nomino, la come da qua, allora conti. Sempre giro la servata, sempre parte qua. Neanche avessi il ponte qua, che ne ci fora, lui aveva il ponte qua, che ne ci fora, e si riuniva dopo un certo momento qua. E lei era la strada unica per andare a messa. Ah, ho capito. Mi penso sempre che mia mamma aveva trovato una visita, mi aveva 6-7 anni, poi ti avevo. E sai le cose le lunghe, sì. in vita, Sì, fazzoletti, sì. E lei aveva una borsetta fatta di tela, sai tu, fatta in casa. Sì, quei borsetti che usi anche per andare a fare la spesa. Porta, sì, caso in sport e tela. E lei aveva questa borsetta. Dentro mi dice, chissà perché gusta lei il nome. Gusta. Chissà perché gusta di questa borsa. Vedete che dentro era qualcosa, ma non so cosa che fosse. Non si capiva cosa era. No, credo chissà di cosa era dentro. Poi mi usi le borse. Scendi a messa, ti aveva il libro della messa, ma ti tenia in mano. In mano, sì, le borse non esistevano neanche. Non esisteva. No, le borse vere e proprie, dopo neanche parlare. Le borsette. Sì, da donna, all'inizio degli anni 60. Fa conto. Fatto sta che io ero appena dopo le strade sauni e si è fatto le strade insieme a sta vicetta, a sta gusta. E allora c'è quella fratello le due, mamma sta gusta, che si arriva ai vicini della Cisella Soprata. Lei ancora era Cisella. Vicino alla Cisella Soprata. Prima di arrivare a Cisella, la strada era così, che era curva e quella era accesa. Sì. Qua che ricintava e dietro era il monumento ai caduti. Ah. No, aspetta, c'era il monumento. Una volta era cimitero, c'era una volta il cimitero era attorno alle chiese. Sì, come che usa su in montagna, attorno alle chiese, in fusteria. Dove che non arrivava Napoleone, lì a conservare i cimiteri attorno alle chiese. Dove arriva Napoleone da lì ha distrutti, ossia da lì ha fatti costruire lontano dalle chiese. Perché no? Perché penso fosse lui al contagio, non fosse il voleva che penso. Che roba, questo non sapevo. Ma fatto sta che se era recintato il cimitero, chiamiamolo ancora così, cimitero, e vedi che sta gusta. La femmina si pone io la rete metallica e la tira fuori. Allora finalmente ho visto, la tira fuori da questa borsetta, un bar di socchi nuovi. La tira giù qui che la i piedi, le mette dentro e le mette su nuovi. Praticamente andare a messa, i socchi nuovi per andare a messa. Oh signore. Ma metti la conte, ma l'ho vista? Non ti cose la barzelletta? No, l'ho vista. Che roba. Ma dite la differenza nel giro di 100 anni, guarda, nel giro di meno di 100 anni. Che differenza di vita da oggi a allora. Pare che sia passato allora metti lì, non ti può fare vedere che una volta, non solo 50 anni. Le cambia
Cioè, come si sia passato 1000 anni. 1000 anni. 1000 anni. A confronto di una volta. No, perché nell'arrivare al 2020 dove siamo adesso, le sta un cambiamento esponenziale, non graduale, No, come, no. come non so, dal 1900 al 1945, le sta molto graduale, no? La guerra, dopo la guerra le sta il piano Marshall, gli anni 60 la ripresa, ma dopo le partite come un balin, Sì. le partite tutto come un balin, vero? Il bene di trasporto che ha cambiato Sì, la vita. tutto. Vari attrezzi agricoli. Riesce a lavorare la terra un da solo con gli attrezzi che di oggi non può avere nessuno. E una volta che era tutta a mano, no, e le bestie, le bestie, i i bo, chi indea che a Dolina, i sfiadoia, Doia, e lì mi ricordo, ma neanche la soprata, nostra proprietà, avessi terra creda, terra dura, perciò per lavorare la creda, la terra dura, un paio di le bonno terrea, non bastea, mi vuole 4 paia. bisogna andare in prestito. Allora si fiadoia, in Milano, ti così ti viene in Italia. Bravo, sì. Allora, Era quel senso anche di solidarietà che non le perché era così che facevano venire, tu? Certo. E anche avere 4 perde con di lotto, no? Sì. Bisogna anche levarli e bisogna mantenerli. Sì, i boi era... L'erba, il fieno, via scorrendo, si mantiene. Sì. Era un costo, disegno. Nella nostra stalla mi ricordo sempre, niente, fisci sempre era un paio di bo e un paio di mans. Le manze. No, manzi. Era i vitelli castrati. Sì, i manzi. In fase di crescita. I manzi, quindi sostituiva i bo dopo. Ho perché i bo ti teneva 2 o 3 stagioni dopo neanche di eliminarci. Sì? Sì. E fai che i boi mania? Poi te li vendeva in genere. Sì, ma qui morire, cioè non gli era buoni la carne. No, ti vendeva. Ti vendeva dopo invece lei ti teneva il marcano. Una volta. Teneva il marcano e ti vendeva i bo oppure veniva a Sancerre. Il Sancerre. Era Sancerre che faceva quelli che mestiere, sai? Col bastone. Il Sancerre che veniva ti doveva vendere e conveniva il prezzo. Ti doveva comprare lo stesso. L'era l'uomo che mediava la compravendita. Delle bestiame. E lei è un signore, adesso è morto, che il film menestrello nei bar andava in giro e contea quella del Sancerre, che il tabaro, il cappello, il bastone. Sì. E quel che diceva lui era legge, insomma. Perché lei era molto, come dire, lui giria, lui faceva quel mestiere là. Sì. Per cui le notizie era lui che portava le notizie, non era il giornale, non era il gazzettino. Lui andava in tutti i marcati. Lui faceva tutti i marcati per i prezzi. L'era aggiornata sui prezzi. Ecco. Hai capito? Lei conosceva, insomma, lei era il suo mestiere. Genere anche la colonia, del Sancerre. Mio cognato non so niente, non so neanche che esisteva mio cognato. Finché la si è sposata. Sì. Che roba, Il Sancerre. A Sancerre. Che mondo che era, mamma mia. E il Sancerre aveva fama di essere una persona accomodante, sai che una onta e una punta. Diplomatico. Una onta e una punta. Un colpo al cerchio e un colpo alla porta. Vedi, un'onta e una punta. Ha fatto i suoi affari, a medire, sai. Perché lui doveva stare con questo e anche con quello che comprava, con quello che vendeva. E quindi doveva essere una persona diplomatica. Se no non fai. No, appunto. E dopo lei era passata anche per proverbio. Come per dire, ti si Sancerre,
su che Ah, cambia parere, ossia che si adatta a seconda di Ah, ho sostanze. capito. Hai capito? Sì, 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 sì. Ah, le diventa anche un modo di dire. Il modo di dire. Ah, che senza. Che roba. E sto qua che ho trovato ieri, sto Angelo dal Col, si chiama. La vita, quando che mi sono, sono 60 anni che sono sposato. E complimenti, io dico. E la moglie doveva, lei qua dentro che la devo fare parole crociate. Ah, bravo, a quanti anni ha? 87. Boh. E la vita che così si è sposata, la comprare la camera e lei ha costato 150 lire. E l'avevo fare Un debito? Debito, sì, le cambiali per comprare la camera di 150 lire. Ma la vita scherza, non che n'era, No, ma se stia tanto meglio del resto lei. Eppure dice tutti così. Era più serenità sicuramente. Lei anche più veramo, adesso va in ospedale con niente, 20 euro. Ma a spiziere, al dottor, era il dottor, ho saputo, neanche varie volte il dottor che serviva a valle e anche a venarsi naturalmente, no? Ma tendeva in ambulatorio, e veniva a casa, il dottor Stella, ma lei era... Mi ricordo, sì, un amico quando era Diceva il dottor che proprio non ci poteva fare manco, e se no l'olio verissimo, la banasena. Sì, ognuno si arrangiava. Terapia, Dopo era il farmacista anche che aiutava a tanto. spiziere, A spiziere. non si chiama il farmacista. Spiziere. Spiziere. Da spezie, no? Perché lavora le spezie? Spezie. Perché il bravo una volta, i spizieri, era qui con le erbe, i spizieri medicine. Medicine. E tu capisci? Sì, sì, la derivazione delle erboristerie praticamente. Sì, appunto. L'evoluzione delle erboristerie e della farmacia. Adesso le pastiglie, eccetera, le fa nel Chimicamente, sì, sì. Sì, una volta non era. Allora, sto qua, Toffolo, quel che la comprò alla farmacia di Geroia, sì. che ne ha una a Porcia. A Porcia. E mi sono andato là a vedere, che l'ho messo anche sul secondo libro, lui, Sì. e mi ha fatto vedere, lui è uno di quei che ancora si prepara le creme, gli unguenti, le cose e riesce a fare. Anche a Gigi era bravo. Sì, lei era bravo, sì. Era bravo anche lui a combinare le robe naturali. Sì, 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 sì. Ah, sì. Sì. Qui è un'altra generazione, adesso non si mette niente. Però anche bello. Era un mondo diverso sicuramente. Però adesso è diventato troppo veloce. Però così l'evoluzione dell'umanità cosa ho dovuto fare? Secondo me, io ho un'idea che secondo me si andrà sempre più verso una robotizzazione dell'uomo. Ma guarda, fatto sta che intanto questa malura qua è stata, sì. qua l'ha cambiata. Sì. Questa qua è un punto fermo. Certo. Qua l'ha cambiata senza che niente si accorgesse, senza saperlo, senza pensarlo. Qua questa l'ha cambiata tante robe. Tante robe, vero? Che ancora non si accorgerebbe. No. Si accorgerebbe più avanti. Tra qualche anno si renderà conto delle cose che questo l'ha cambiato. L'ha cambiato. Un cambio epocale sicuramente. Guarda, ogni tanto arriva una pacca. Pam! Sì, una pacca che ti cambia le robe. Ed è vero. Infatti, questo l'avevo l'impatto di una guerra. Questo proprio. Una guerra. Sì, cioè, sì. perché si pensa, già anche dal punto di vista sanitario, economico, sociale, tutto. La scuola, i bocci a casa con quei computer, non si poteva avere, non si può salutare. Dentro di me. E tutti quei giorni là
chi che era fra marito e moglie, era in baruffo in bara, chi è che abbia fatto come? Ho pensato anche a me sta qua, ho detto ma qui Posso- che devo Posso divorziare. dirti, no, posso dirti una roba fra parentesi, e le prostitute che l'abbia fatto come? E anche loro le andate a fare del business, le restate senza lavoro, è vero, è vero, è vero. E gli amanti? Sì! Qui che viene l'amante a Gagliarine per esempio, Sì, o a San Fior, o in via a rischio e pericolo, perché se ti trova, e chi non trova, lì i cimiteri da un Sì. paio che ha messo la multa anche, tende a rischio e pericolo, però anche loro hanno visto problemi, Certo. che roba, E adesso invece si può tornare a viaggiare e fare tutto. No, ma come che si dice, le robe mi torna più come prima. No, anche mi penso, allora, mi non l'ho sofferta tanto questo, perché grazie a Dio in questo ultimo anno, lei passa un anno ormai, perché Sì. ho cominciato a giugno a tornare a scrivere per il Gazzettino Sì. e le notizie ne altri si trova anche dal computer, perché magari se entro su Facebook uno scrive santo che è successo questo a San Fioro, a Condeian, scappa le notizie, quindi disegno anche dal punto di vista di poter lavorare, mi ho sempre lavorato Sì. col Gazzettino stesso, perché le notizie le venivano Ogni giorno? ogni giorno dall'internet, Ecco. quindi non mi ha cambiato più di tanto. E dopo potevo anche andarmi col discorso del Gazzettino, mi sono anche durante la chiusura sono andato verso, sono andato con Dean, sono andato sulle colline, sono andato a Vittorio Veneto, Sì. quindi potevo muovermi, quindi Sì. non ho sofferto tanto la chiusura, no? Da Francesca, mia moglie, non c'è neanche accorto che ella è sempre a Sempre a casa, quella non si muove mai, Sì. che non so neanche come che fai, però era così. Piuttosto i giovani, l'Aurora, i ragazzi, gli studenti. Ma guarda, L'Allegra. l'Allegra invece è come la tua, no? Sì. Allora, mi pensavo che i giovani sentissero questa Invece? mancanza di libertà. Beata era. Tranquilla. Lei che è stata meglio adesso, durante questa periodo qua, fino a quando l'ha perso manco tempo. La poteva studiare, fare roba, senza sapere, non aveva distrazioni. Sì. Io col suo batteria che gli aveva, Il computer. con quella, io sono, sì, Mi si trova bene. ho risparmiato tempo. Bene. Qui al contrario, Sì. amicizie, non è che devi scrivere anche amicizie, Sì, eccetera. sì. Per cui io ho perso meno tempo. Ecco, visto che bravo. No, ha fatto bene. No, quell'altro là. No, il problema secondo me che tanti giovani, adolescenti, quei delle superiori, no, quei bravi magari come l'Allegra, quei un po' meno. Ti sa che è stata accettata alla normale di Pisa? Stai bene. Lei è una università È una rarità. prestigiosa. Io non so quanti in tutta Italia, è un numero. L'ha dovuto fare un esame? No, non l'ha fatto una. So che in base ai voti allora? In base alle votazioni. Ciò perché l'aveva una pagella da urlo L'ha fatto domanda. Dopo in base al curriculum che l'aveva, che bello. E cosa fa allora? medicina. Medicina. L'ho scelta medicina. È stato tanto. Ma l'ha ancora un anno era, no? Sì, lei è una giornata molto matura. Sì, le avanti. Medicero. Prima è stata tanto incerta con legge. La voleva fare lei. Legge. E invece adesso l'ha scelta. Medicina. No, scusa, al contrario.
lei è stata in certe come dici, lei ha scelto legge. Ah, l'aveva, Al le contrario, partiva sì. come medicina, è andata sul Belgio. Lei ha scelto legge. Oh, bene, devi sempre due campi. Sì. Che sia l'importante è che lei fa quel che piace. No, ma lei avanti, era lei già, si parlava con Rodolfo l'ultima volta che si aveva visto, che lei era lì